L'occasione è una firma. C'è da rinnovare il protocollo di legalità contro le infiltrazioni mafiose nei cantieri della Pedemontana Veneta. E per questo serve il ministro dell'Interno. Lo fece per la prima volta l'allora titolare del Viminale, Roberto Maroni. Lo rifarà il suo attuale predecessore, Matteo Salvini, ma questa volta la presenza del governo a Venezia, Palazzo Balbi, il 30 agosto prossimo, si carica di nuovi significati. Perché se l'esecutivo giallo-verde nella sua parte pentastellata aveva tirato il freno a mano sull'opera, vedi le parole del ministro Toninelli, la firma di Salvini sembra invece un'accelerata e non di poco conto, una carta politica di peso. Il cantiere sta andando avanti alle sue tempistiche e cronoprogrammi che sono definiti. Certo è che accelera ovviamente tutto quello che sono i controlli ai quali noi non ci siamo mai sottratti, abbiamo sempre coinvolto le istituzioni dello Stato e questo deve essere chiaro a tutti. I fatti di Genova inoltre impongono la massima sicurezza per il futuro. Così, dai vertici regionali che si occupano del progetto, è arrivato un ulteriore giro di vite su quali saranno i meccanismi di controllo e manutenzione della futura Pedemontana e dei suoi 95 km, di cui 50 in trincea, 27 sul piano rilevato, 7 in gallerie naturali e 9 in gallerie artificiali. Un tema, quello del no alle grandi opere, sul quale Zaia bacchetta il Movimento 5 Stelle, legandosi anche alle polemiche post-Genova. Oggi sono spariti i no Gronda. Io vorrei che invece andaste a intervistare i no Gronda, coloro che comunque si opponevano, quantomeno indirettamente, a un'opera che avrebbe sgravato, se non eliminato, il tema di questo grande viadotto. Ma quante sono le opere che hanno un no e poi si sono rivelate funzionali? Pensate che il passante di Mestre, non l'ho realizzato io, quindi parlo di un'opera non mia. Quanta opposizione ha avuto il passante di Mestre? Però i morti sono calati. Quante tangenziali? Io ho realizzato 450 rotatorie da Presidente della provincia. La mia provincia era la prima per mortalità in Italia, con quasi 200 morti all'anno, oggi ne fa una trentina, sono ancora tanti. Bene, ogni rotatoria ha avuto un comitato contro. Questo sarà un bel banco di prova anche per i 5 Stelle per capire da che parte stare. O si sta dalla parte delle opere, di quello che è sostenibile, ma se partiamo sempre dal presupposto che se c'è un'opera c'è un ladro, in Italia non si fa più nulla.